Il fiume rompe prima a nord della città, in comune di Caldogno, allagando completamente i centri abitati di Cresole e Retorgole. Poi, a distanza di poche ore, cedono anche l'argine e il muro in prossimità di Viale Rumorra a Vicenza. Di lì l'acqua arriva a via Torretti per poi invadere le altre strade, tutte in discesa, che portano al centro cittadino. In pochi attimi il cuore del capoluogo berico è investito dalla piena del Bacchiglione. La parte più bassa della città sprofonda sott'acqua. È il 1 novembre del 2010, piove incessantemente da 2 giorni, quando Vicenza fronteggia l'alluvione, la peggiore dal lontano 1966. A 3 anni di distanza da quei giorni d'emergenza, molto è stato fatto per mettere in sicurezza la città, dalle piccole opere sugli argini alla progettazione di infrastrutture strategiche come le casse di laminazione previste nella zona di Caldogno di Viale Diaz. Lavori per i quali sono stati messi sul piatto circa 30 milioni di euro, 26 dei quali provenienti dalle casse regionali. Proprio per controllare lo stato d'avanzamento delle opere è stata organizzata di recente una riunione tecnica al Genio Civile di Vicenza, seguita da un sopralluogo tra i cantieri ancora aperti a cui hanno partecipato anche il sindaco Achille Variati e l'assessore regionale alla salvaguardia ambientale Maurizio Conte. Sono stati fatti vari interventi puntuali di messa in sicurezza dei muri, degli argini interni alla città, e sono stati fatti anche altri interventi collegati al sistema fognario della città, impianti idrovori che permettono quindi di scaricare alle fognature quando il Bacchiglione non è in grado di ricevere l'acqua, quindi diciamo che la città di Vicenza è abbastanza messa in sicurezza. Affinché il fiume non faccia più paura, di fondamentale importanza è la realizzazione delle vasche di laminazione. Quando ci sono le piene ovviamente partono da monte, l'acqua invece di farla entrare in questo caso nella città di Vicenza viene mandata in questi enormi vasconi che vengono realizzati mediante una costruzione di arginature che circondano una certa area, e qui si immagazzina l'acqua che poi viene ceduta quando la piena è passata. Nella fattispecie, parliamo di Vicenza, è previsto un invaso da circa 4 milioni di metri cubi a Caldogno sul Bacchiglione, e poi qui alle nostre spalle è previsto un altro invaso, un'altra vasca di laminazione per circa 1 milione di metri cubi. Siamo proprio, come vedete, a monte della città. Con queste 2 vasche sicuramente la sicurezza idraulica della città di Vicenza è notevolmente aumentata. Eseguiti questi lavori, Vicenza dovrebbe quindi potersi ritenere al sicuro da eventuali altre esondazioni. Fatte queste 2 casse, statisticamente abbiamo dei tempi di ritorno che sono notevoli, dell'ordine dei 50 e più anni di tempi di ritorno. Ovviamente sono, ripeto, fatti statistici, quindi bisognerà fare ulteriori vasche di laminazione sugli affluenti del Bacchiglione e quindi diminuire anche l'acqua dai corsi d'acqua che arrivano al Bacchiglione e quindi aumentare ancora di più la capacità di invasare acqua a monte della città. Per realizzare le casse di Caldogno i lavori sono già stati appaltati e, meteo permettendo, l'opera sarà consegnata più tardi all'inizio 2014. Per quella che dovrebbe sorgere a nord di Viale Diaz invece si stanno ancora cercando le coperture finanziarie. Per la creazione di questo bacino, di cui è già stato costruito un argine da 1.200.000 euro, sono necessari almeno 16 milioni di euro. Potrebbe essere utilizzata a parte dei 100 milioni di euro che la Regione ha recentemente deciso di stanziare proprio per completare questo tipo di interventi. Peccato però che servirebbe una deroga, auspicata dall'assessore al patto di stabilità. Altrimenti questi fondi vitali per sanare le criticità idrogeologiche non solo di Vicenza ma del Veneto intero rischiano di non poter essere impegnati. Ricordo che c'è un piano redatto dal professor Dal Paos e dall'autorità di bacino che prevede una spesa complessiva di circa 2 miliardi e 700 milioni. E quindi in questi 3 anni abbiamo speso circa 400 milioni come Regione Veneto in tutto il Veneto. Non è poco, però ci vorranno diversi anni per dire che abbiamo messo in sicurezza il Veneto.